In questi ultimi 15 anni in Italia abbiamo perso circa, o meglio, a livello comunitario abbiamo perso circa 7 litri pro capite nei consumi. Un dato ben chiaro al direttore generale del terzo gruppo vitivinicolo italiano. Una vita a capire le tendenze dei mercati nazionali, ma soprattutto esteri, che stanno sostenendo l'economia del vino trevigiano e veneto. Abbiamo esportato in questi 15 anni 13,1 milioni di ettolitri in più rispetto al 2005, rispetto al periodo precedente. Un calo che secondo Passador sarà costante anche in futuro. È proprio un calo dei consumi, la gente beve diversamente e beve meno, questa è l'origine di questo andamento. Ripeto, noi siamo in un'area fortunata, il nostro areale è fortunato perché ha due vitigni che stanno andando discretamente bene, sono come sapete il Prosecco e il Pinot Grigio. Vitigni che segnano un aumento di produzione in controtendenza rispetto al resto del comparto. I primi 5 mesi del 2024 danno il Pinot Grigio un incremento di esportazione di oltre il 5%, la stessa percentuale anche per il Pinot Grigio DOC, sia delle Venezie sia DOC Venezia. Quindi, seppur a distanza, cresce un'altra tipologia accanto al prosecco, mentre calano drasticamente i rossi. Questa è una grande preoccupazione, non riusciamo a invertire la tendenza dei minori consumi di rossi. Lei pensi che nel mondo in questi ultimi anni siamo passati da circa il 48-49% di vini rossi consumati al 42-43%. Perché si consuma il vino rosso? Perché le occasioni di consumo sono diverse rispetto ad alcuni anni fa e portano la gente a bere prodotti più leggeri, più freschi, più fruttati, profumati e soprattutto con le bollicine.